Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo. Oggi continuiamo a raccontare la storia di migrazione della famiglia Fine, maestri gelatieri soldani in Argentina. Tutto inizia con Timoteo Fine, che decide di partire verso l'Argentina cercando un futuro migliore dopo combattere nella Prima Guerra Mondiale. Dovendo lasciare sua moglie Emilia e il loro piccolo figlio Adriano, decide di intraprendere una nuova avventura alla fine del mondo, dove lo aspettava suo zio Pedro Sopelsa. Una volta in Argentina, parte subito per la provincia di San Juan, a 1000 chilometri dal porto di Buenos Aires. Le cose non sono state facili, ma Timoteo, con tanto lavoro e sacrificio, va avanti e per i prossimi 2 anni lavora a San Juan. Poi il suo cugino Luigi Sopelsa, un imprenditore di successo, suggerì di andare insieme nella provincia di Tucumán, lontana 800 km. Il clima molto caldo di Tucumán sarà nuovamente una sfida per il nostro soldano, abituato a temperature più fredde. Pronti per partire in questa nuova avventura? Timoteo scopre che a Tucumán c'è stata un'epidemia di malaria e, siccome l'aveva sofferto in passato, decide di non spostarsi lì. Timoteo decide invece di fare nuovamente i 1100 km che lo separavano dalla capitale del paese e tornare così in provincia di Buenos Aires, mentre suo cugino Luigi cercherà fortuna nella provincia di Córdoba. Sarà a Buenos Aires che Timoteo riprenderà la sua passione per il gelato artigianale. Si stabilisce all'inizio nella località di Luján, distante quasi 70 km dalla capitale a Buenos Aires. La stessa città che lo vede arrivare alcuni anni fa. Luján è un municipio molto importante per Buenos Aires. Lì troviamo l'importante e imponente Basilica di Luján, che ospita la santa patrona dell'Argentina. La storia della Vergine di Luján racconta che nel 1630 un uomo molto ricco decide di costruire 2 chiese e porta dal Brasile 2 icone dell'Immacolata Concezione. Poi i carri che trasportavano le immagini, trainati da buoi, si fermarono inspiegabilmente ai margini del fiume Luján. Diviene impossibile riprendere il trasporto e le persone lì decisero di non portare oltre il fiume l'icona della Vergine. Si costruirà poi l'imponente Basilica della Madonna di Luján, meta di innumerevoli pellegrinaggi. La Vergine di Luján diviene santa patrona dell'Argentina nel 1949. Quindi in questa importante città si stabilisce Timoteo. Lì aveva affittato una casa vicina alla Basilica, nell'angolo nord-est della piazza della Basilica. Con una macchina molto semplice, raffreddata con ghiaccio e sale, iniziò a fare i primi gelati artigianali che vendeva con un triciclo per le strade del paese e in un quartiere a pochi chilometri, arrivando lì in treno. Timoteo riprendeva così il suo vecchio mestiere, la sua vecchia passione, nata a forno di toldo. È andata bene per il nostro soldano e in un anno di lavoro è riuscito a portare il piccolo figlio Adriano e la moglie Emilia, che lo aspettavano a Toldo. Timoteo era contento di poter riunirsi con la sua famiglia e di alleggerire il peso dello sradicamento, di dover imparare una nuova lingua in poco tempo, nuove abitudini in un paese nuovo che si costruiva ancora la sua identità, la geografia così diversa e le lunghissime distanze. Ma Timoteo aveva già dimostrato che non erano mica un impedimento al progresso e pian piano va avanti. Rimase a Luján per 3 anni e nel 1932 si stabilì a Aedo, una città distante 25 km dalla capitale. Affitta una casa davanti alla piazza di Aedo, in centro, dove mette in piedi uno spazio proprio dove lavorare gelato artigianale. Timoteo d'inverno lavorerà come muratore, installando caseforme e d'estate farà il gelato. Sin dall'inizio della sua avventura qui in Argentina, trovò sempre dei parenti o paesani disposti a dare una mano. Fu così che, grazie al generoso aiuto di un connazionale che, essendo al corrente del sogno tanto atteso di Timoteo, lo aiuta. Il nostro migrante bellunese riesce ad allestire una gelateria e avere una casa tutta sua.
Acquista 2 terreni nella località di Villa Sarmiento, a pochi chilometri da dove si trovava prima ad Aedo. Questi paesani, Tonina e suo marito, le avevano dato i soldi per comprare i terreni. Nell'arco di 6 mesi riesce a costruire la casa con un piccolo negozio. Allora, nell'estate dell'anno 1935, pochi anni dopo il suo arrivo, Timoteo Fain iniziò a vendere gelati nel suo negozio a casa sua. La gelateria è stata un successone e avrà più di 10 tricicli distribuiti in diverse zone organizzati in forma di cooperativa, con diverse persone, un sistema che all'epoca era nuovo e originale. Nel 1943 apre una filiale della sua gelateria nella vicina città di Ramos Mejía. All'inizio solo poteva affittare un locale, ma poi potrà acquistare non solo il locale, ma anche gli appartamenti dell'edificio dove si trovavano. Raúl ci racconta che in questa prima gelateria familiare fu che lui imparò il mestiere gelatiere da suo nonno, suo padre Adriano e suo fratello Mario. Il nome Fain è, principalmente nella città di Ramos Mejía, era sinonimo di eccellenza, di gelato artigianale di primo livello fatto con prodotti di qualità. Negli anni '80 diventa un pioniere del sistema di vendita di drive-in nelle gelaterie. L'ingegno bellunese e la capacità di Timoteo permettono che le gelaterie Fain offrano gelato bellunese di qualità per 3 generazioni e quasi 90 anni ininterrotti. La famiglia diventa più grande e nell'anno 1950 suo figlio si sposò con Montserrat Coll e con lei aveva 5 figli, il primo nel 1951 e l'ultimo nel 1972. Sfortunatamente la tragedia colpisce la famiglia di Timoteo. Lui cade in una profonda depressione nel 1955 dopo la scomparsa di Emilia, sua moglie e instancabile collaboratrice, compagna di tante lotte e sfide, e giusto nel momento di maggior stabilità economica. Era molto comune per lui incontrare in inverno amici e connazionali. Ha sempre ricordato il caro amico Popo Bortolot, che era venuto da Zopé di Cadore e che si era stabilito a Mar del Plata, vendendo frittelle sulla spiaggia. Timoteo Fain lo convinse a iniziare a fare il gelato e gli diede un aiuto per iniziare. Nel 1956 torna in Italia per vedere la sua famiglia. I suoi genitori erano morti, così si è riunito con i suoi fratelli e potrà riabbracciarli per la prima volta dopo la sua partenza. Nel 1958 si sposa nuovamente con Maria, una donna di origine calabrese residente in Argentina, che lo accompagnerà con amore fino alla fine dei suoi giorni. Nel 1960 parte con la moglie Maria per un viaggio in Italia per conoscere la sua famiglia. Nel 1962 Timoteo e Maria si stabiliscono a Villa Carlos Paz, nella provincia di Córdoba, lontana 600 km di Buenos Aires, per motivi di salute. Timoteo trascorre i suoi ultimi anni di vita a Villa Carlos Paz e Raúl ci racconta che suo nonno vivrà felice e soddisfatto del grande lavoro svolto, avendo anche la fortuna e orgoglio di poter aver dato una mano a tanti connazionali bisognosi. Era anche molto felice in montagna, lì a Villa Carlos Paz, già che assomigliava alla sua terra natale. Timoteo, il nostro soldano emigrato in Argentina nel 1927, sfortunatamente si spegne il 14 gennaio 1990. Prima di morire ha chiesto a Maria di fare beneficenza con i suoi risparmi in segno di gratitudine alla città di Carlos Paz, che li aveva trattati così bene. Maria, rispettando la volontà di suo marito, fa una donazione all'ospedale Gumersindo Sachago ed ha una sala di preparto, una sala parto e una sala di neonatologia, che porta il nome di Timoteo Fain. La vita continua e Raúl, nipote di Timoteo, si sposa con Maria Inés Moya e hanno 4 figli: Santiago Alejandro, Federico Andrés, Juan Eduardo e Mariano Ezequiel, che è stato oggi con noi raccontando la storia della sua famiglia. Raúl è cresciuto da bambino all'interno del mondo del gelato bellunese e dall'età di 12 anni che lavora nella gelateria di suo nonno e poi di suo papà. Ci racconta che prima un po' per obbligo, ma subito diventa una passione e un grande amore per il gelato artigianale. I fratelli della famiglia Fain decidono di ritirarsi dal mercato nell'anno 2010 e non hanno mai voluto vendere il marchio che la famiglia ha sostenuto
per più di 90 anni e 3 generazioni. Raúl cercò sempre di mantenere vivo il legame con i suoi origini e tramandarlo così ai figli e nipoti. Raúl ci racconta come in cucina si teneva il forno a legna con la pentola di rame per fare la polenta. La domenica erano imperdibili le tagliatelle al sugo e conserva di pomodoro fatta in casa. I crostoli erano una prelibatezza riservata per il pomeriggio e incontri con parenti e amici, accompagnati con un caffè e grappa. Ad aprile a Casa Fain iniziavano i preparativi per le conserve e il vino. Si andava al mercato per comprare pomodori freschi e venivano preparati in grandi pentole per poi sistemarli e poter mangiarli durante l'anno. A Casa Fain c'era tutto il necessario per preparare la grappa. Tutto veniva fatto a mano e a casa, come per esempio delle scarpe con pezzi di stoffa che faceva la nonna Emilia e onorando Forno di Toldo, dove era nata, ricamava nel velluto nero delle scarpe una stella alpina. Queste tradizioni si accompagnavano con alcune canzoni in italiano, soprattutto quelle alpine, quelle che ricordavano l'amore e la guerra. Timoteo e Emilia sapevano apprezzare l'opera dal vivo ed era grazie alla visita di Popo Bortolot e sua moglie, due straordinari interpreti d'opera. Per Raúl sono stati sempre importanti, oltre ai valori, i ricordi di aver vissuto in una casa che era anche una gelateria di gelato artigianale, gli aromi, il rumore costante, il via vai delle persone che lavorano, discutere sui diversi ingredienti nella preparazione del gelato e sullo scambio di strategie nella parte commerciale. La fortuna di poter continuare a creare e immaginare nuovi sapori per la gioia di tutta la gente della zona. La famiglia Fain si sente orgogliosa di aver potuto vedere i suoi clienti trasformarsi da figli a genitori, poi a nonni, che tornano con i nipoti. Ancora oggi la gente della zona ricorda con affetto e nostalgia i mitici gelati Fain, orgoglio del gelato bellunese in Argentina. Sentiamo adesso nuovamente al suo erede, suo figlio Mariano, che ci racconterà quanto è rimasto di questa eredità bellunese nella sua vita. Io ho conosciuto il mio bisnonno perché io avevo 11 anni quando lui è morto e ho potuto intervistarlo come tu stai facendo con me, Ernestina, e è stato un grande momento della mia vita perché io ero molto piccolino e ho potuto ascoltare la sua storia nella sua lingua primo e anche nella sua parola. È stato per me una gioia grandissima. Tutte quelle racconti di la guerra, e quando parliamo della guerra parliamo di tanti momenti veramente tristi che lui quando lo raccontavano gli faceva un'emozione grandissima un'emozione molto speciale. Mi sembra stare con lui in questo momento parlando e ricordando quella storia. Per me essere bellunese è un modo di vita e anche un grandissimo orgoglio. Perché un orgoglio? Perché i valori e soprattutto per me tutti gli immigranti hanno una storia di lavoro. E la storia del mio bisnonno è una storia di lavoro. Per me lavorare tutto quello che uno fa con le mani, il saper fare dei gelatieri. Io non sono gelatieri, ma ho cresciuto con tutte quelle ricette, tutte quelle storie, e per me è molto importante quello che uno fa con le mani, essere orgoglioso di quello che uno fa. Io sono professore, ma io sono orgoglioso dei miei studenti e anche di tutto quello che ho fatto nella mia vita, e questo è così che io l'ho appreso dalla mia famiglia, di questa tradizione di gelatieri. Grazie Mariano. I valori del lavoro, la famiglia, la responsabilità sono elementi comuni con tanti migranti bellunesi qui.
Poi nel 2014 Raul conosce la terra di suo nonno, il Pelmo, il Civetta, il torrente del Mae. Ricorda la bella accoglienza anche della meravigliosa gente che lo fecero sentire come uno del posto. Riesce ad incontrare l'ultimo zio che rimaneva lì e continua ancora con la speranza di ritornare. Raul e suo figlio Mariano sognano con visitare a Forno di Soldo, dove inizia la loro storia di migrazione, la loro storia di vita. Una vita che riesce a lasciare un segno molto significativo: onorare il gelato artigianale bellunese e la grande capacità dei suoi migranti nel mondo. Dopo sentire questa emozionante storia di migrazione bellunese in Argentina, è già verso la fine della nostra puntata di oggi di Ernestina, dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, voglio farvi sentire un saluto dai nostri amici della famiglia Fain, Raul e Mariano, direttamente da Buenos Aires. Ciao a tutti i bellunesi nel mondo, grazie mille Ernestina per questa intervista, è stato un grandissimo piacere di parlare della mia storia, delle storie della mia famiglia. Aspetto una volta di conoscere Belluno, i tanti luoghi bellissimi di questa provincia. Ciao a tutti, ci vediamo. Voglio inviare i miei più cordiali saluti a tutti i bellunesi sparsi nel mondo. Grazie per l'opportunità che mi dai. Ciao. Adesso abbiamo un regalo per voi. Ascolterete la voce di Timoteo Fain e vedrete un filmato di famiglia. A fine anni 90, suo pronipote Mariano, che avete ascoltato in queste 2 puntate speciali, lo aveva intervistato per un progetto scolastico. Lì già si intravedeva la sua passione per le comunicazioni. Sentirete in questa parte dell'intervista in lingua spagnola le voci di Mariano, Timoteo e sua madre, Maria Inés Moya, in Fain, insegnante di storia. Questo bellissimo testimonio che fa viva la storia è stato gentilmente concesso da Mariano Fain. Reportaje a Timoteo, sobreviviente de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos años tenés? Tengo 92 y medio. En medio no, 92. ¿En qué regimiento estabas en la Primera Guerra? Nella settima. Regimiento séptimo. ¿Cómo se llamaba el regimiento? ¿Te acordás? Espera que me oriento yo, ¿no? Último regimiento. Séptimo. El séptimo regimiento alpino. ¿Qué armas usaban en la Primera Guerra? ¿Qué armas usaban? La escopeta. Escopeta principalmente. ¿Los Mauser usaban? Mauser. Bueno, ¿cómo te enteraste de los tratados de paz durante la Primera Guerra? Cuando queremos terminar la guerra, ¿no? Pues terminó el armisticio. Primero el armisticio y después la paz. Ah, bueno. Primero armisticio y después la paz. Claro, primero el armisticio y después la paz. ¿Estuviste en alguna trinchera? Sí, bastante. Bastante. Grazie mille Raul e Mariano per averci raccontato la storia di migrazione della vostra famiglia. È stato un piacere per noi e anch'io voglio inviare i miei saluti a voi, cari bellunesi nel mondo, da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.